Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora si infrange la narrazione dei pochi delinquenti tendenzialmente venuti da un fantomatico altrove che infettano la pacifica, civile, serena manifestazione di protesta del movimento No TAV. E la fonte è insospettabile in questo senso. Partiamo dalla narrazione. La narrazione, chiunque lo capisce, è assolutamente sgangherata, perché 140 agenti delle forze dell'ordine feriti, oltre 1 milione di danni, scene di autentica guerriglia, non nel senso retorico, proprio la pratica della guerriglia portata nel cantiere, contro peraltro tendenzialmente, direbbe Pierpaolo Pasolini, due volti del proletariato contemporaneo, la gente in divisa e l'operaio che lavora al cantiere. Ma al di là di questo è evidente che un tale sovvertimento della convivenza civile non può essere stato partorito da 3 o 4 delinquenti. Ma qui quello che è interessante è la fonte, perché non lo sta dicendo Radio Libertà che non esistono divisioni tra noi e i Black Bloc. Lo sta dicendo Guido Fissore, storico esponente attivista della primissima ora del movimento No TAV, e l'ha detto nel corso di una conferenza stampa proprio che aveva come oggetto l'analisi degli scontri. Quindi lasciamo la parola alla fonte insospettabile. Quello che è successo sabato, nel racconto della maggior parte dei giornali e dei telegiornali, è stato il solito che fanno dai tempi del primo G8 di Genova, cioè ci sono i valligiani da una parte che volevano manifestare tranquillamente e poi arrivano i Black Bloc. Questa divisione è assolutamente falsa. Non sono uscito dalle virgolette, non è Giovanni Sallusti, è sempre Guido Fissore. Ripeto, questa divisione è assolutamente falsa. Se voi aveste visto il corteo che partiva di qua, sono andati su in migliaia e migliaia verso Chiomonte. Quello che è successo là lo abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili. Di nuovo, è sempre Guido Fissore, lo abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili. Diciamo che quantomeno è una grandiosa lezione di onestà intellettuale a Matteo Lepore, agli esponenti fighetti della sinistra istituzionale che flirtano con l'antagonismo, salvo poi ovviamente rintanarsi nella loro ipocrisia politicamente corretta e dire: ma no, ci sono 2 piazze, noi siamo la piazza pacifica, quelli non c'entrano niente. Poi stanno adottando le stesse parole d'ordine contro la polizia, ma è un caso. E invece costui ha l'onestà intellettuale di dire che le 2 piazze non esistono. Esiste, quantomeno nel caso del movimento No TAV, che però è il caso di scuola dell'antagonismo di estrema sinistra italiano, una piazza. E la divisione tra i manifestanti o presunti manifestanti gandhiani e pacifici, i Black Bloc, è falsa. Ce lo sta dicendo uno dei capi del movimento No TAV, ma non è la prima volta che lo dice, infatti lo ricorda. Non è la prima volta che lo diciamo. Mi ricordo che nel 2011, quando ci sono stati fatti analoghi a Chiomonte, dopo qualche giorno abbiamo fatto una manifestazione a Torino in cui abbiamo sfilato con lo striscione di apertura: siamo tutti Black Bloc. Siamo tutti Black Bloc. Quindi non solo diciamo non c'è una separazione netta tra piazza pacifica e piazza antagonista, ma non c'è una separazione netta neanche tra le varie piazze del movimento, della protesta, e la versione fattualmente più delinquenziale, più palesemente dedita alla guerriglia urbana nichilista, cioè i Black Bloc. Poi Fissore mette una, come dire, un appunto, una postilla finale: questo non vuol dire che tutti andiamo a tirare pietre ai poliziotti, anche perché comunque nel crimine ci vuole comunque del fegato, per quanto mal ovviamente declinato. Le situazioni possono degenerare, però entrare nel cantiere è stata una cosa condivisa da tutti.
E poi insiste proprio, cioè gli smonta la narrazione dei giornalisti che passano il giorno a innalzare peana al movimento Notav, e uno dei capi del movimento Notav li prende proprio a schiaffoni, perché in fondo lo ribadisce: raccontare che noi siamo quelli bravi e che sono quelli che vengono da fuori a fare questi gesti che dite inconsulti non è vero, siamo tutti responsabili. Punto. Gioco, partita, incontro. Non lo sta dicendo Radio Libertà, non lo sta dicendo qualche pseudo influencer criptosovanista con la bava alla bocca, non lo sta dicendo un giornale dell'area del centrodestra, lo sta dicendo uno dei capi storici del movimento No TAV. Non esistono divisioni tra valligiani e black bloc, tra piazza che contesta in senso generale e piazza che porta la guerriglia urbana nel cantiere. Ergo, come abbiamo sempre detto qui, tende a sfumare la distinzione o addirittura ad annullarsi, dice Guido Fissore scavalcandoci, tra la attuale sinistra politica e movimentista e l'antagonismo. È questo il problema dei nostri giorni. Tra l'altro non è solo italiano, l'aveva capito quel puzzone impresentabile di Trump, accostando il movimento Antifa internazionale al terrorismo. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.